Buongiorno a voi, sono Marco Rizzo, sono candidato presidente alla Regione e dovete scusarmi per questa modalità, ma siamo in giro con il nostro furgone, con Fernando che guida, e quindi vorremmo comunque rispondere a queste domande. La prima domanda è quella che riguarda, diciamo, la densità con cui la Regione, con cui la situazione del Veneto vede il numero dei psicologi, quali sono le strategie, no, per potenziare queste risposte di fabbisogno psicologico. Come tutta la sanità pubblica necessita avere maggiori risorse. Il problema è che i bilanci delle regioni sono attorno all'80% del bilancio solo per la sanità pubblica, quindi di fatto le regioni gestiscono la sanità. Allora, se noi prendiamo dalla tovaglia, dalla coperta che ci viene concessa, non ne usciamo. Il problema è per trovare risorse per la sanità pubblica e anche quindi per il settore della psicologia. Di base bisogna andare dove ci sono i soldi, dove i soldi non ci sono dai contribuenti, i soldi ci sono dalle banche. Dal 2021 al 2025 le banche in Italia hanno avuto profitti per 167 miliardi, cioè pari a 10 volte la legge finanziaria. Questo governo di centrodestra chiede un anticipo della tassazione alle banche di 3 miliardi di euro, cioè un topolino rispetto a una montagna, anticipo, non contributo, che è una cosa diversa. La sinistra attacca il governo perché dice che questi 3 miliardi di anticipazione di tasse finirebbero sulla testa dei correntisti. Insomma, la destra va male, la sinistra va ancora peggio perché non farebbe neanche quello. L'energia, ci sono 20 miliardi solo di Enel negli ultimi 2 anni, pare la legge finanziaria, lì non viene chiesto nulla. Poi ci sono le armi, 2 miliardi e mezzo di soldi all'Ucraina, insomma, non mi pare che quel regime sia un regime affidabile, ecco, perlomeno per ricevere questi aiuti dal nostro paese, che vengono tolti appunto alla sanità, alle pensioni, all'innovazione, alla ricerca. Lì i soldi ci sono, bisogna prenderli lì e quindi si può ridurre drasticamente, diciamo, la mancanza, no, di fondi per la sanità e quindi anche per la psicologia. L'ho fatta un po' lunga all'inizio, ma questo era il mio dovere, esemplificarlo. La seconda domanda vado a leggere, le ho già lette prima, psicologia di base. Il tema è quali tempistiche, il tema è la trattativa nazionale per i soldi sulla sanità. Il PNRR, lo sapete, ha visto la sanità pubblica messa all'ultimo posto. Prima c'è il digitale, poi c'è la transizione ecologica, poi alla fine c'è la differenza di genere e poi sotto ultima c'è la sanità. La salute pubblica viene considerata al di sotto di tutti questi aspetti, quindi c'è un problema europeo, c'è un problema di rapporti di forza, c'è un problema col governo, insomma. Se io governassi la regione, ci sarebbe da divertirsi, perché certamente lavorerei per uno statuto speciale, non tante storie, autonomia o cose del genere che poi non arrivano, ma uno statuto speciale sì, quindi più soldi per la sanità sicuramente. Poi, terza domanda, un calo del fondo sanitario rispetto al PIL, un trend, costi delle regioni. Il tema è capire cosa serve alla salute, anche i termini andrebbero cambiati. Prestazione sanitaria, la salute non è una prestazione, viene erogata la salute come una prestazione, sbagliatissimo. La salute deve curare i malati e le malattie, diciamo, classiche sono in arretrato, magari in lista d'attesa uno si trova un carro armato davanti, ma sono in arretrato anche, ancora di più, anche per concetto, quelle psicologiche, per cui bisogna lavorare su questo. Quali azioni intraprendere? La promozione anche in età evolutiva, in età adulta, questo lo sapete più voi, però la politica, per l'ultima domanda, deve non farsi influenzare
diciamo così, da uno scontro ideologico. La politica sulla salute deve essere dell'universalismo della prestazione sanitaria. Nell'universalismo della prestazione sanitaria ci stanno anche le cure psicologiche. Grazie, un buon saluto. Marco Rizzo, candidato presidente della Regione.